Registrare un marchio. Cosa fare prima di depositare la domanda di registrazione? Hai un'attività e finalmente hai deciso di registrare il marchio che contrassegna i prodotti o i servizi del tuo brand. Prima di procedere, dovrai verificare se il segno che hai prescelto sia conforme ai requisiti previsti dalla legge, tra cui innanzitutto la novità, il carattere distintivo e la liceità. Il requisito della novità è particolarmente insidioso perché potrebbero esistere, anche a tua insaputa, marchi già anteriormente registrati, simili, molto simili o identici al segno che vorresti registrare come marchio. Il titolare del marchio registrato anteriore potrebbe opporsi alla tua richiesta di registrazione e in tal caso si aprirebbe un contenzioso. Per tentare di evitare tale scenario, prima di procedere alla registrazione è opportuno svolgere le cosiddette ricerche di anteriorità, cioè verifiche finalizzate a stabilire se esistano marchi già registrati identici o simili al tuo segno. Sul sito dell'EUIPO, l'Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale, è possibile accedere a un motore di ricerca che permette di confrontare il tuo marchio, denominativo o figurativo, con i marchi già registrati sul territorio europeo e non solo. Per svolgere tale confronto efficacemente occorre conoscere quantomeno a grandi linee quali siano i criteri principali dettati dalla normativa e dalla giurisprudenza europee in materia di confronto fra marchi. La Corte di Giustizia europea ha precisato che qualora sussista una qualche somiglianza tra segni, per quanto debole, occorre effettuare una valutazione globale dei segni al fine di accertare se, in forza di tale somiglianza, sussista un rischio di confusione tra i marchi. Nei prossimi video approfondiremo questo tema e vedremo che occorre confrontare i segni sul piano visivo, fonetico e concettuale. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto industriale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.